La la. Guarda che roba. Fuori muscoli, petto in fuori, pancia in dentro. I nostri Baywatch triestini. Senti le tifoserie, Rocco, si scaldano. Più che tifoserie sento le donne. Eccoli. Ragazzi, vi odio. Non ce n'è uno che mi assomiglia, che ha sviluppato Neanche uno? la tartaruga in fuori come me, niente? Allora, adesso li rivediamo uno alla volta, quindi Rocco come prima li chiamiamo a 2 a 2 sul palco. Bene. Iniziamo con il numero 1 Massimiliano Del Bianco E con il numero 2 Antonio Moriconi. Venite, venite, eccoli qua. Allora, sfideranno se non sbaglio insieme, noi daremo qualche indicazione. Esatto. Giusto? Via. Vai. Con il numero 1 Massimiliano Del Bianco, 20 anni, di Trieste. Da grande vuole fare l'animatore, 1,78 m d'altezza e lui è un ragazzo simpatico e armonioso. E poi c'è Antonio Moriconi, questo ragazzo di 15 anni, davvero giovane, forse il più giovane di questa edizione, deciso, introverso, simpatico. Dove andate? Vuole andare a Battaglia e da grande vuole fare lo sciatore professionista. Bravo, lui Sciatore, torna qui. Sciatore, vieni qua, vieni, fatti fare foto che Allora, siamo... questo momento è importante perché avete il pubblico davanti, ma soprattutto la giuria. Quindi vi cedo il microfono, poi Rocco. Dovete fare un messaggio, insomma, al pubblico, alla giuria, quello che vi sentite di dire in questo momento. Sono davvero contento che ci sia così tanta gente oggi. Siccome non pensavo che anche noi mister, come le miss, venissimo presi così tanto in considerazione. E invece... Sono veramente contento. Bravo. Bravo, ora mi hai scippato il microfono, bravo Massimiliano con il numero 1 bello grintoso. Io saluto tutti e... Bravo, bravo, poche parole, pompa il Saluto muscolo, generale. fatti vedere dalla giuria. Bene, insomma ragazzi, a questo punto dobbiamo dirvi in bocca al lupo, eh? Grazie, avete giocato le vostre carte, adesso la giuria valuterà. Grazie a tutti e due. Andiamo a conoscere i prossimi, Rocco, con il numero 3 Andrea Salvador. E con numero 4 Michael Dree. Voglio capire se è un nome d'arte o proprio il nome suo, Michael Dree. Chi lo sa? È il tuo nome proprio, Michael Dree? Sì. È bellissimo. Allora, prima la passerella e poi il messaggio. Via. Vai ragazzi, fate vedere il pettonale, l'addominale, il Con bicipite, il il tricipite. Numero 3 Andrea Salvador, 18 anni, 1,83 m d'altezza. Lui da grande sogna di fare l'imprenditore, un ragazzo estroverso e di Trieste. Poi c'è Michael Dree, 20 anni, di Fiumicello, un ragazzo ottimista, altruista, disponibile sempre, come ho detto prima. Lui vuole andare in Nuova Zelanda e da grande vuole fare lo showman, intanto tolgo una cimice. Allora, Andrea, con il numero 3 il tuo messaggio al pubblico o alla giuria? No, ringrazio tutti coloro che sono venuti a sostenermi e spero che la giuria si faccia una buona impressione. Ok, bene. Bene, bravo, voce a Michael. Au! Allora ringrazio come sempre tutti quelli che sono venuti a vedermi e che vinca il migliore. Bravo, bravissimo, bravi, mi state piacendo stasera. Bene, ragazzi, in bocca al lupo. Vedo poco olio, Rocco? Con il numero 5 Jacopo Carboni. E con il numero 6 Kevin Stefini. Ecco le Cavallerizze pronte. Le sorelle di Jacopo, che dopo mi Allora, presenta. li rivediamo insieme in passerella, via. Vai ragazzi, anche qui concentratevi sulla giuria, guardateli. Giuria, attenzione con i voti. Pompate il dorsale che fa sempre effetto. Via con la tartaruga, il pettorale. Intanto Kevin, dico subito che è un ragazzo di 18 anni, è solare, simpatico e altruista e da grande vuole fare il geometra. Jacopo ha 22 anni e di Trieste, abbiamo detto un grande amante dei cavalli. È proprio Jacopo con il numero 5 il microfono per l'ultima chance da giocare con la nostra giuria al pubblico. Volevo ringraziare le mie sorelle che mi hanno veramente stupito con questa presenza dei cavalli. Grazie, un bacio. Perfetto. Bene, anche per te Kevin. Volevo ringraziare il pubblico che è venuto qui a vederci e che vinca il migliore. Ottimo, ottimo, poche parole che sono molto Benissimo. concentrati sulla giuria. Non so se la giuria sente e percepisce la loro energia schiacciante. In bocca al lupo ragazzi, eh? In bocca al lupo anche a voi, andate insieme ai vostri compagni di gara e proseguiamo con il numero 7 Sebastiano Panteca.
Ah, ecco, sì, scusa, no, il numero 8 Nicola Bertossi, ecco, non lo trovavo, ecco. Allora, la passerella è per voi, Sebastiano, andate tutti e due su. 22 anni Sebastiano di Trieste, lui è un grande sportivo e in particolare un amante del canottaggio. e poi c'è Nicola Bertossi, 18 anni, di Trieste, vive a Trieste. Lui vuole andare ovunque insieme in compagnia dei suoi amici, vuole fare l'ufficiale dell'esercito, ha tutto il fisico giusto per fare il pilota. Ti vedo bene a fare il pilota. Allora, Sebastiano Panteca, numero 7, il tuo messaggio. Beh, innanzitutto vorrei ringraziare la mia fantastica tifoseria, siete fantastici, la mia ragazza, i miei fratelli, tutti, parenti, amici, grazie mille. Nicola. Beh, io ringrazio tutti, ma in particolare i miei amici che sono venuti a vedermi. Ottimo. Ragazzi, in bocca al lupo di cuore, davvero. Veramente Grazie. meritate tutti questa sera. Rocco, nessuno che fa messaggi alla giuria, quindi tutti agli amici, si vede che poi il tifo alla fine insomma qua conta. E conosciamo anche il numero 9 di nuovo, Alessandro Castellani qui in passerella. E il numero 10 Claudio Nardin. Eccoli qua, anche loro. Eccoli qua, la passerella è tutta per voi. Alessandro Castellani, 17 anni, 1,86 m, lui da grande sogna di diventare un attore, è un tipo molto ambizioso. E poi c'è Claudio Nardin, 19 anni. E lui, ma Eros Ramazzotti, quindi sicuramente sarà anche un ragazzo romantico, vuole andare in Madagascar e di grande vuole fare l'ingegnere. Visto che velocità ha nel leggere. Velocissimo. Numero 9, Alessandro Castellani, il tuo messaggio. Ti rubo il microfono. Spero vi siete divertiti stasera perché ci abbiamo messo tanto impegno e volevo ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per questo spettacolo, che sì, c'è veramente tanta gente che lavora e un applauso a loro dovrebbe essere dovuto. Guarda, perfetto. Non so se è una tattica perfida per catturare voti, ma sei stato davvero molto gentile. Grazie a nome di tutti. E poi Claudio. Beh, penso che giudicarsi da solo sia molto difficile, perciò penso che la giuria sia molto più esperta a poter giudicare noi e che vinca il migliore, anzi il più bello e il più simpatico. Bene, mi sembra giusto. Cioè io sono senza parole. Ragazzi, bravi, in bocca al lupo, singola mano a voi due che siete gli ultimi, ma lo stringo virtualmente a tutti. Adesso ce la passerella tutti insieme e poi così lo giuria all'ultimissimo sguardo, perché poi, mi raccomando, le cartelle verranno raccolte e a quel punto già cominceranno i conteggi per arrivare poi all'assegnazione delle fasce. Li rivediamo insieme? Sì, intanto che loro sfilano, Nicole, ti dirò, e sono molto sincero, tu lo sai che io sono sincero, per me è veramente molto dura stasera decidere, perché sono davvero dei ragazzi molto intelligenti, belli, hanno la testa sulle spalle, quindi ci sono tanti metodi, tanti criteri di valutazione che la giuria dovrà tenere in considerazione questa sera. Complimenti ragazzi, voi sapete che avete tutto il mio appoggio, siete un orgoglio, siete una soddisfazione davvero.